Musile di Piave ha perso il figlio che portava in grembo a causa di un distacco della placenta. La donna incinta è rimasta coinvolta lo scorso lunedì nel maxi tamponamento avvenuto lungo la Triestina a Musile di Piave. Le condizioni della donna erano apparse gravi fin da subito, tanto da richiedere il ricovero nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale di San Donà di Piave. Venezia. Il Tribunale di sorveglianza ha revocato il provvedimento restrittivo per Doina Mattei, che potrà tornare a usufruire di permessi diurni per andare al lavoro. La 30enne romena, che nel 2007 nella metro di Roma uccise con un colpo di ombrello la 23enne Vanessa Russo, non potrà però più utilizzare i social network. San Donà di Piave commerciava automobili tra l'Italia e i paesi dell'Est Europa con un giro d'affari di 2,5 milioni di euro, ma era assolutamente sconosciuto al fisco. A tradire l'imprenditore, un cittadino moldavo residente da molti anni a San Donà, è stato l'elevato tenore di vita dell'intera famiglia del commerciante, sproporzionato rispetto ai bassi redditi dichiarati. E andiamo a Favaro, Veneto. Accusata di sfruttamento della prostituzione e ricercata in tutta Europa, Elena Aliu, 36enne di origini nigeriane, sparita dopo essersi sottratta alla misura dell'obbligo di dimora proprio a Favaro, è stata rintracciata ed estradata dalla Germania. Ad incastrare la donna il profilo aperto su Facebook con una falsa identità. Continua la lotta all'abusivismo della Polizia Locale di Venezia. L'ultima operazione ha interessato Riva degli Schiavoni e Rialto, dove sono stati sequestrati 180 paia di occhiali contraffatti di varie griffe, 80 paia di occhiali non contraffatti e 140 articoli di vario tipo, tra cui bastoni per selfie, borse, cavalletti fotografici e palline varie. Complessivamente sono stati posti sotto sequestro oltre 400 oggetti.